Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibration. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially tonight. Controllori di volo, pronti per il decollo, telescopi giganti per seguire le stelle, navigare nello spazio, seguire le stelle. Di più seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. Antonino, apri la linea. Non so voi, ma io come criterio preferenziale ho sempre fatto mio quello che dice Franco Battiato. Voglio sentirmi cretino ascoltando gente molto più intelligente di me. Ed è un criterio che credo sia utile nella vita. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1077 di oggi, mercoledì 12 di novembre dell'anno del Signore 2025. Avete appena ascoltato Franco Battiato, No Time, No Space del 1985, gran pezzo. Voglio salutare Natalia e Simone che in plancia comando mi permettono di arrivare fino alle vostre orecchie e ai vostri occhi. Grazie ragazzi, buon lavoro. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo sito dove ci sono i Liberamente, anzi è un bellissimo giornale online, precisiamo, dove trovate i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semi Varin, videopillole e molto altro ancora. Detto ciò, 340-670-9659 se volete essere dei nostri, oppure con le vostre zappe o WhatsApp, oppure 0292947222 al telefono quando lo dirò io. E adesso ci stiamo preparando al Qui Parlamento. Stasera per il Qui Parlamento abbiamo un gradito ospite, è l'onorevole Alberto Gusmeroli, che tra non molto si materializzerà attraverso il magnifico strumento ideato dal genio italico di Antonio Meucci, e parleremo con lui della rottamazione quinquies, su cui la Lega ha molto investito, su cui ha molto puntato, e vedremo insomma quali sono queste ultime novità a proposito di questo importante e atteso provvedimento che, lo diciamo anche per le anime belle,
non è un condono per i ladri, non è una furbata all'italiana, ma è un atto di giustizia nei confronti di chi, avendo dichiarato i soldi, non ha potuto, o meglio, dichiarato i propri redditi, eccetera, 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 perché come volle Vanoni la dichiarazione dei redditi era un narrarsi del contribuente nei confronti dello Stato, ecco, non è riuscita a pagare le tasse. E questo è un provvedimento che, se permettete, è un vero provvedimento sociale, per cui tra poco dovremmo averlo al telefono. Nel frattempo diamo un'occhiatina anche alle agenzie stampa e in particolare sembra insomma essere scoppiato il bubbone Epstein, nuove email di Epstein: Trump ora a casa con una mia ragazza, ma la risposta è stata che era Virginia Giuffre. Virginia Giuffre, che si è suicidata qualche mese fa, che con il suo libro di memorie ha inguaiato l'ex principe, oggi Andrea di Windsor, ma che di Trump ha sempre detto che l'aveva trattata in maniera amichevole e rispettosa e non le aveva mai messo un dito addosso. Per cui, come vedete, la bolla si sgonfia da sé. Però certo fa rumore perché Trump era con una ragazza di Epstein. Tra l'altro la Giuffre era una dipendente di Trump, lavorava in quel di Mar-a-Lago. Allora, oltre a questo diamo anche un'altra occhiatina all'agenzia ANSA e in particolare, eccoci qua, consenso informato, Valditara, falsità sui femminicidi, vergogna, bagarre in aula alla Camera. Ucraina, gli ucraini smentiscono la resa di Pokrovsk, 2 ministri si dimettono. E poi ancora stop al rinnovo della carta d'identità per gli over 70, il ministro Zangrillo nei prossimi giorni nel nuovo decreto semplificazioni. Quindi dopo i 70 basta. E spazio e astronomia, in corso una tempesta geomagnetica molto intensa, classe G4. Messerotti ha avuto un inizio molto rapido, un'altra CME in arrivo. Chiama pure Natalia, sì, aspettiamo di entrare in contatto con l'onorevole Gusmeroli, in modo tale che così potremo parlare della, come si dice, della rottamazione quinquies. Infine ho una buona notizia, perché ogni tanto una buona notizia c'è in questo mondo contorto. Io ve ne ho parlato di Boualem Sansal, vi ho detto del suo libro 2084, che vi invito a leggere in trittico con Il campo dei santi e Sottomissione di Michel Houellebecq. Per quanto mi riguarda, Boualem Sansal è un eroe. E l'Algeria, scrive l'ANSA oggi pomeriggio, ha accettato la richiesta della Germania di graziare e trasferire in Germania lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, incarcerato da 1 anno. Lo ha annunciato la presidenza algerina in una nota. Il presidente algerino Abdelmajid Tebboune ha risposto favorevolmente a una richiesta del suo omologo Frank-Walter Steinmeier riguardante la concessione della grazia a Boualem Sansal secondo il comunicato ufficiale. Il presidente ha risposto a questa richiesta, che ha attirato la sua attenzione per sua natura e per le sue motivazioni umanitarie, si legge nel comunicato. Steinmeier aveva chiesto che Boualem Sansal, condannato in appello a luglio a 5 anni di carcere, fosse graziato e ricevesse cure mediche in Germania, data la sua età avanzata e la sua salute fragile. Quindi ogni tanto una buona notizia, vi ripeto, se avete la possibilità, ma tanto lo potete trovare anche alla libreria comunale, prendetevi 2084 di Boualem Sansal, leggete questo libro, insomma vi renderete conto di tante cose e delle idee di questo grande scrittore. Facciamo una bella cosa, Natalia, allora, se avete pronto il diritto e il rovescio, però a questo punto mandiamo lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, e vediamo stasera di che cosa tratterà. Andate pure, ragazzi. L'Europa è in piena crisi. Le sue 3 più importanti nazioni, cioè nell'ordine Germania, Francia e Italia, che nel 2024 sembravano essersi riprese con un debole ma anche incoraggiante aumento del prodotto interno lordo, adesso si sono afflosciate su un PIL sostanzialmente piatto.
Tutte e tre queste nazioni, cioè ripeto Germania, Francia e Italia, dopo un lungo lavoro unitario sono oggi di fatto incastrate l'una nell'altra, fanno cioè parte di un solo sistema. Ad esempio, la crisi della un tempo potentissima industria metalmeccanica e automobilistica tedesca sta oggi coinvolgendo l'Italia, che con le sue industrie di punta è una forte esportatrice di semilavorati meccanici in Germania. La gravissima crisi dell'economia tedesca è dovuta al fatto che il modello al quale essa si sosteneva e che era basato sul basso costo dell'energia russa e sulle sue forti esportazioni verso la Cina si è afflosciato. Sono infatti venute entrambe meno. Il rischio quindi non è solo l'industria italiana, ma l'intera industria dell'Europa che conta. Benissimo, e rieccoci, sono le 18, 25 minuti e 55 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Noi ora tenteremo di trovare l'onorevole Gusmeroli per Qui Parlamento. Nel frattempo andiamo avanti. Apriamo il telefono 0292947222 se volete essere dei nostri. Intanto diamo un'occhiata all'ADN Kronos con le ultime notizie di questa sera. Anche qui si parla di questa mail di Epstein. Trump ha trascorso ore a casa mia con una delle vittime. In una missiva il finanziere condannato per pedofilia diceva sapeva delle ragazze. E ancora violenza sulle donne, Milano, pedina ovunque la moglie col GPS e tenta di darle fuoco, arrestato 46enne. L'uomo è andato spontaneamente dai carabinieri, il regime di vita vessatorio e mortificante andava avanti da mesi. Arezzo, tragedia all'asilo nido, bimbo muore soffocato mentre gioca all'aperto. Da una prima ricostruzione il piccolo si sarebbe impigliato con la felpa al ramo di un albero, ma si sta ancora cercando di fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente. Quindi anche qui cerchiamo di capire che cosa è successo. Caso Garlasco, l'avvocato Lovati domani è stato convocato in procura a Brescia, non è indagato, ha ricevuto, spiega il suo portavoce Alfredo Scaccia, un invito come persona interessata, ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io do il bentornato a un graditissimo ospite, l'onorevole Alberto Gusmeroli, che immagino in questi giorni sia abbastanza sotto pressione. Onorevole, allora la portiamo a casa questa rottamazione quinquies e in che forma? Sì, allora la portiamo a casa. Guarda, ho interrotto il lavoro sugli emendamenti alla legge di bilancio, quindi proprio sul tema della rottamazione, quindi per rispondere appunto al vostro graditissimo invito in Radio Libertà. Saluto tutti i radioascoltatori. Sì, la portiamo a casa, è dentro in manovra di bilancio, adesso c'è la volontà di migliorarla ancora di più. Ecco, però in questo momento stiamo parlando di sanare tutte le cartelle ricevute sino al 31/12/2023, quindi la quater si fermava al 30 giugno 2022, ma soprattutto in una modalità, io la chiamo umana. Perché? Perché stiamo parlando di 9 anni, stiamo parlando di 54 rate bimestrali, tutte uguali, quindi non c'è il maxi acconto del 20% che c'era nella quater, che ha tagliato le gambe a tantissimi italiani. Ricordo che parliamo di piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, professionisti, ma anche dipendenti pensionati, ecco perché diciamo sono milioni gli italiani che hanno cartelle esattoriali e soprattutto in questa diciamo proposta, che poi è quella della Lega che abbiamo depositato a novembre 2024, non si decade più col mancato pagamento di una rata, ma di 2 rate. E 2 rate che peraltro sono bimestrali, quindi vuol dire 4 mesi. Insomma una cosa diciamo aggredibile. Adesso stiamo cercando di trovare delle soluzioni
per aumentare il numero di cartelle che possano essere sanate, e quindi un ulteriore passaggio, perché partiamo dal concetto che non può essere una colpa dichiarare le imposte e poi avere una difficoltà economica nel pagarle, quindi bisogna cercare di aiutare. Questa rottamazione, che io preferisco chiamare rateizzazione lunga perché è totalmente diversa dal passato, permette di ottenere due risultati. Uno, ovviamente, di aiutare milioni di cittadini italiani. Due, si aiutano anche quei cittadini che hanno regolarmente pagato le imposte. Perché? Perché chi viene aiutato riesce a pagare l'arretrato, ma al contempo riesce anche a tenersi in regola con le imposte future, cosa che non avveniva con le vecchie rottamazioni. Cioè tu sostanzialmente con le vecchie rottamazioni pagavi il pregresso ma lasciavi indietro l'anno in corso, perché non riuscivi a pagare tutte e due, essendo rate molto molto alte. Adesso invece accadrà questo, che si pagherà l'arretrato ma si riuscirà a rimanere in regola, e riuscendo a rimanere in regola ovviamente il gettito delle imposte dello Stato crescerà, e finalmente dall'anno prossimo, oltre al taglio dell'IRPEF che è stato fatto quest'anno e che è poco più che simbolico, si riuscirà a intervenire molto più efficacemente. Questo è sicuramente una buona notizia in generale per tutti. E questa è la cosa più importante. Un'ultima cosa, ma per quelli che hanno subito un accertamento, c'è misericordia oppure no? Ci stiamo lavorando, come si suol dire. Ecco, diciamo che c'è stato detto che in qualche modo bisogna non alzare troppo il costo della rottamazione, e quindi ci dobbiamo inventare un quasi miracolo, ecco, su cui peraltro la Lega ci sta lavorando, io ci sto lavorando, e tutti gli economisti della Lega ci stanno lavorando. Quindi sicuramente allora, nella nostra proposta di legge c'erano dentro tutti. Perché? Perché nelle rottamazioni tradizionalmente c'erano dentro tutti, e quando sento qualcuno che dice del PD, dei 5 Stelle, siamo contro la rottamazione, contro la rateizzazione lunga, la quinques, eccetera, della Lega, vorrei ricordare che le prime due rottamazioni le ha fatte il PD. Sì. Tra l'altro nella prima rottamazione c'erano dentro pure i capitali dall'estero, c'era la disclosure dei capitali dall'estero, quindi diciamo che il PD è l'ultimo che deve parlare di condoni. I 5 Stelle hanno fatto la rottamazione ter con noi, e tutti gli altri partiti hanno fatto la quater. Quindi insomma diciamo che nessuno è escluso. Adesso ovviamente gli accertamenti, le cartelle da accertamento erano dentro nelle 4 rottamazioni, nel nostro progetto di legge erano dentro anche loro. Adesso stiamo cercando, visto che nell'accordo di governo non si è riusciti a trovare la quadra, cercare un po' di aumentare la platea, perché sarebbe un atto di giustizia. Ecco, perché se erano dentro nella 1, 2, 3 e 4 non si capisce perché dovrebbero essere fuori dalla quinques. Ecco, questo è il tema, però non è semplice, onestamente, e appunto ci stavamo lavorando poco fa. E allora incrociamo le dita, grazie e buon lavoro, onorevole. Grazie, un saluto a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Adesso pausa e poi Alberto Camerini, Rock and Roll Robot del 1981, e dopo arriva Antonio Zennaro con Conto Corrente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, da Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour insomma, voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono, chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Se il mondo ti confonde non lo capisci più, se nulla ti soddisfa ti annoi sempre più. Scienziati ed ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock and roll band, è come un arlecchino ma non si rompe mai, attacchi la corrente, s'accende e partirà. Oh, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Io ti amo, io ti cerco, io ti voglio, rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Ha dentro del computer e quante cose sa, un terminale video che ti informerà. Lui lavora duro, umile sarà. Di plastica di acciaio e non si quema mai. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band, ha un cuore di bambino che non si rompe mai. Attacchi la corrente, vedrai ti partirà. Oh, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Io ti amo, io ti voglio, io ti cerco, rock and roll robot. Antonino di nuovo a te la linea. Grazie Simone, vai con la sigla di Conto Corrente. Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. E allora, mentre
cassa registrata da Roger Waters, no, da Nick Mason fu registrata questa qui. Compare all'interno appunto della sigla di conto corrente. Eccolo qua, è tornato tra noi Antonio Zennaro, che voglio ringraziare. Ciao Antonio, ben trovato. Buonasera Antonino, buonasera a tutti i nostri mitici ascoltatori di Radio Libertà. Come va Antonino? Che mi racconti? Ma io ti racconto che ho appena finito di parlare con l'onorevole Alberto Gusmeroli, che è stato nostro gradito ospite del qui Parlamento, e lui stava sistemando un dettagliuccio della rottamazione quinquies, e cioè il fatto che siano inclusi anche quelli che stanno subendo un accertamento. Poi, vabbè, c'è tutta la questione dell'IRPEF in manovra e così via. Insomma, tu come la vedi sta situazione? Allora, partiamo da un presupposto che questo attacco che è stato fatto perché l'IRPEF va chi è ricco, no? Tutta sta roba qua, sta tiritera, insomma, Sì, quelli che veramente... prendono 2.000 euro netti al mese sono ricchi. Sì, cioè, sta roba poi è francamente deprimente, perché fondamentalmente poi cioè, ma chi dovrebbero tagliare l'IRPEF? A quelli che non la pagano? Cioè, quanto deve pagare chi sta sul reddito di 40, cioè oggi, cioè, la follia oggi che se hai 40.000 euro lordi, Sì. e uno dice: 40.000 euro, cioè alla fine è veramente 80 milioni di vecchie lire. Cioè, veramente tra mutuo, tra tasse, tra poi l'ISEE che butta fuori tutta questa fascia, Cioè, oggi è fatto così il sistema. Chi ha quasi reddito zero prende tutti gli incentivi. Asilo, scuole, case popolari, ma proprio anche incentivi. C'è tanta roba anche nei comuni, la spesa, questo, quello. Se poi andiamo a vedere, tranne una piccola parte di anziani, ma poi sono fuori anche perché hanno le prime case spesso e hanno anche qualcosina in banca. Cioè magari prendono poco reddito, il pensionato, ma poi qualcosina c'ha da parte, no? Certo. E a parte che se poi sta poco bene gli va via tra medicine, analisi, o comunque magari c'è una badante che l'aiuta, quindi cioè non è che parliamo di... Ma il grosso va soprattutto ai nuovi italiani. Perché? Nuovi italiani, insomma, in senso, Sì. insomma, chi è venuto qua da poco. Perché? Perché, insomma, si vede, c'è una marea di gente, ragazzi, io non faccio il controllore di lavoro, non faccio polizia, però, cioè, effettivamente se uno gira durante il giorno c'è una marea di gente che non lavora. E dei nuovi italiani. E quindi, ragazzi, allora, su due cose. Se non lavori, cioè a meno che non siano tutti, insomma, abbiano ereditato, ma non penso, no, che vengano da paesi, insomma, come la Tunisia, il Marocco, dove abbiano ereditato, no? Okay, non penso ci sia questa ricchezza, insomma, familiare così alta. Allora, su due cose: che cosa fai per campare? Allora, o hai degli cioè su due cose: o lavori, ma se stai in giro a bighellonare tra bar, a giocare alle macchinette o altre, perché basta andare in giro, non è che sto parlando del paese reale, Sì, qua sì. non stiamo facendo i macrosistemi, Antonino, questa è proprio economia reale, cioè non facciamo i macrosistemi, la Merkel, Ursula von der Leyen, andiamo in giro con le slide, questa è vita reale, quella che interessa a chi ci ascolta a Radio Libertà e quella che interessa che poi anche vota realmente, okay, Okay, quindi Certo. parliamo di cose reali. Allora, su due robe, o vivi di sussidi o delinqui, okay? Quindi su questo c'è tutto un discorso, no, secondo me, ho letto anche la proposta di Molinari su Baby Gang, quindi una cosa buona e giusta. Ma detto questo, poi c'è tutta una parte che si prende i sussidi, gli incentivi, che in Italia sono in maniera minore rispetto al Nord Europa, tanto è vero che infatti in Nord Europa abbiamo zone ormai completamente che sembra stare a Islamabad, no? Anche nel Belgio ho visto un video, no, di Silvia Sardone che va in giro, no, Sì. per il Belgio e sembra di stare Video molto ci inquietante. sono sembrava, cioè, mi sa che se uno va a Marrakech ci stanno più occidentali che no, in quei quartieri, cioè che lì in Belgio. Però detto questo, e adesso anche alcuni quartieri dell'Italia, che poi aumentano sempre di più. Detto questo,
Ragazzi, ma se non lavori, vuol dire che poi vivi i sussidi. Allora tutta sta roba dei sussidi non funziona. Allora giustamente tagliamo a quella parte di paese che comunque dichiara le tasse. Perché poi c'è tutta una parte che non dichiara le tasse, no? Abbiamo visto i dati. Cioè, quant'era? Il 20-30% paga il 70% delle tasse. Ok. Secondo, ragazzi, ma diamogli un po' di ossigeno perché c'è stata un'inflazione galoppante, quindi a quelli che sono lavoratori che c'hanno, insomma, mi sembra roba reale, mondo reale, poi non parliamoci, quindi tutto sto retorico, sono ricchi, cioè, e oggettivamente non sei ricco oggi se tu hai 2.000 euro netti. Non sei ricco, perché comunque c'è un costo della vita, ci sono i monopoli di fatto, no, perché anche sulla grossa distribuzione, io questo Antonino è una cosa che dico da quando la diciamo ormai da 2 anni, ragazzi, sulla grossa distribuzione c'è un monopolio di fatto, sono 4-5 operatori e fanno come gli pare e sicuramente non va agli agricoltori quel prezzo lì. Quindi effettivamente l'inflazione sulla spesa è pesante. E quindi se giustamente il governo ha fatto una manovra che taglia un po', dà un po' di ossigeno, beh venga. Scusa, incentivi per i figli, cioè tra virgolette, cioè nel senso che non c'hai diritto alle case popolari, non c'hai diritto all'ISEE, ti taglia fuori dalle tasse universitarie, sei fuori da tutto, no. Se tu oggi hai 2.000 euro netti, sei fuori da tutto, ok? Puoi anche non farlo l'ISEE, sei fuori da tutto. Allora, c'è un incentivo è anche giusto perché uno versa, almeno avere un piccolo taglio fiscale, che poi il taglio fiscale permette magari anche un po' più di consumi, no? Indubbiamente. Cioè, il discorso c'è proprio, si chiama curva di Laffer, e cioè, se tu alzi le tasse, arriva a un certo punto che no, strozzi l'organismo e quindi, quindi meglio abbassare le tasse e si riattiva il ciclo economico, aumenta il PIL e tutti sono più contenti. Quindi sta roba delle tasse io la reputo veramente, francamente fa bene il governo, io penso che se ne devono anche un po' fregare tutto quello che dicono i giornali, i media, tutti quei, no, tutti questi programmi anche politici che francamente hanno stufato, francamente poi non vedo sto cambio sinceramente anche sulla TV pubblica, tutto sto centrodestra non lo vedo, dico la verità, questa è una cosa che ho sempre detto anche quando ero deputato, sinceramente saranno sempre i soliti, no? I soliti noti e c'è una forte attenzione insomma anche sul dibattito, no? A portare i temi e cose molto di area di centrosinistra. Lo dico in maniera oggettiva, è un'opinione personale, però insomma non vedo che ci sia tutta questa equa ripartizione, no? Sui temi, non parlo di... Cioè, perché se tu costruisci una narrativa dicendo che chi prende 2.000 euro netti è ricco, cioè ragazzi stiamo proprio fuori dal mondo, dalla realtà, cioè siamo fuori dal mondo. Però c'è una settimana su sta cosa, tutti i giornali che poi si deve difendere il governo, capito, spiegare, cioè ma stiamo proprio fuori di testa, cioè stiamo fuori di testa anche su chi... vabbè, questa poi è una scelta, sappiamo come è organizzato il deep state, chi c'è stato dentro sa, quindi ed è tutta un'altra area, diciamo, rispetto a quello che c'è il governo, quindi vi devo dire, cioè, francamente io poi a TV la vedo il meno possibile, ascolto Radio Libertà, mi informo online molto spesso sui libri, ma non mi interessa ascoltare che sta retorica della patrimoniale. Anche i ricchi. C'è sta roba anche, no, che adesso riciccia fuori la patrimoniale, no? Sì, questa idea di odio verso i ricchi. Ma no, ma poi dicono, no, facciamo la patrimoniale, che chi c'ha 100 milioni di euro di patrimonio. E quello che c'ha 100 milioni di euro di patrimonio il giorno dopo sposta la residenza, se ne va a Monte Carlo o a Lugano e ciao, cioè, sai, siccome chi è ricco e chi è patrimonio, chi è super ricco può vivere dappertutto, visto che è super ricco, giusto? Cioè, no? Io voglio. Può spostare, perché tanto questa poi c'è proprio un'ignoranza su come cioè ricco non detiene, cioè quello, cioè gli asset sono, quando uno dice uno c'ha un patrimonio di, ma quelli sono quote, ok? Di società, quindi non piglia lo stipendio. Però quello domani mattina può benissimo, come ha fatto altri paesi, Inghilterra, Francia, no? Siamo ricchi, e poi sono tutti andati via. Che serve? Che perdi pure quel gettito, quel poco gettito che versano, lo perdi, quindi è come, non so, come il cane che si morde la coda.
E quindi Antonino, insomma, francamente, guarda, mi non preoccupa, però secondo me nessuno ne parla. Sta arrivando, te l'ho scritto, anche la rivoluzione dei robot. Ormai non c'è più la corsa allo spazio, ma c'è la corsa alla intelligenza artificiale, ma anche alla robotica. Infatti. Allora, che è successo questa settimana? E siamo tra i primi a parlarne in Italia, qui su Radio Libertà. Non ci daranno sicuramente il prime time in TV, però è successa una cosa importante perché un produttore cinese che fa concorrenza a Tesla, adesso il nome, guarda, non me lo ricordo manco perché è talmente sconosciuta questa, perché sinceramente io non l'avevo mai sentita, ma non perché non sono appassionato di macchine cinesi. Xpeng ha lanciato, che poi è uno dei più grossi produttori di auto elettriche in Cina, quindi fa milioni di macchine, ha lanciato i robot androidi, umanoidi, insomma, ha presente i robot, quello del film Io Robot? Sì. Ha lanciato una pubblicità mista tra Io Robot e Star Wars, la guerra, no? L'impero, no? Sai presente i robot dell'impero, in cui fondamentalmente vanno in produzione di massa dei robot umanoidi per andare nelle catene di montaggio, per fare tutta una serie di attività. Cioè, quindi l'AI passa dal software all'hardware. Questa è la vera sfida. Ovviamente è una sfida adesso ovviamente Trump l'ha capito, perché Musk ad esempio sta investendo, loro adesso si stanno riorientando tutto su intelligenza artificiale, manifatturiero legato all'innovazione tecnologica, e la Cina, quindi questa sfida, nuova corsa se vogliamo allo spazio, e in mezzo c'è l'Europa che punta sull'elettrico. No, vabbè, diciamo che ci sta, effettivamente il dibattito è andato avanti e c'è insomma, stanno capendo che hanno fatto quindi diciamo che un po' un grosso errore. Un grosso errore, però di fatto abbiamo una grossa opportunità. Perché dico questo? Sia come Italia, soprattutto come Italia, ma anche come Europa. Vabbè, stiamo già perdendo il tema sull'intelligenza artificiale perché noi invece di puntare sulla libertà, hanno fatto le leggi prima di avere l'intelligenza artificiale. Però in cambio, Antonino, abbiamo fatto una marea di convegni sull'intelligenza artificiale. Abbiamo fatto l'Unione Europea, ma anche tanti, non solo, una marea di convegni sull'intelligenza artificiale, guarda, di discussioni che poi con gente manco che sa la differenza tra cos'è Gemini e GPT. Vabbè, però detto questo è il bello, no, dell'Europa. Ma il tema è: l'Italia è fortissima sulla robotica di precisione. L'Italia ha Stellantis che ha puntato tutto sull'elettrico e oltre a fare macchine che a me non piacciono, e la cosa mi sembra che sia condivisa perché c'è un calo pazzesco, a parte che non fanno nuovi modelli, a parte che hanno scelto di chiudere in Italia e andare a fare le grandi operazioni finanziarie, aprire gli stabilimenti in Tunisia e in Serbia e poi voglio vedere chi compra queste macchine. Detto questo, la catena di montaggio delle auto può essere benissimo riconvertita per la produzione di robot. Ecco. Quindi abbiamo le competenze perché siamo i primi tra meccanica di precisione, addirittura le macchine che fanno i robot sono fatte in Italia, addirittura le macchine che fanno le Tesla sono di un'azienda italiana che per una serie di motivi, ahimè, questi negli anni, è stata comprata dai cinesi. Cos'è la leggendaria Comau, quella che fece il Robogate che costruiva la Ritmo? Cioè Italia sulla meccanica e precisione è numero uno al mondo. Sì. Quindi abbiamo tutte le competenze. Quindi noi che dovremmo fare? Però questo è anche vero che sei come sposato, no? In una famiglia con l'Europa, cioè non è che c'è la libertà di muoverti, no? E fare come ti pare. Dovremmo essere anche con gli altri, dovremmo riordinare, invece che abbiamo speso miliardi sull'elettrico, dovremmo spendere miliardi sulla robotica, sull'intelligenza artificiale.
Antonino. Questo ci permetterebbe, questo è sottile, però dovrebbe entrare di più su tutta una serie di strategie a livello europeo, ma anche italiano. Certo. Cioè noi che abbiamo avuto, allora, il ragionamento dell'elite, non parlo di politica, parlo di un livello, no, del business, che ha detto, Europa fa meno figli, Europa non c'è i lavoratori, allora facciamo venire in Europa tot persone, perché questo ci permette di pagare pensioni, per pagare teoricamente ingegneri, dottori, poi è arrivato altro. Però questo era il piano, no? Piano Merkel. Sì. Piano Merkel che ad esempio mi fu rappresentato, io partecipai a una riunione riservata in Francia, a BNP Paribas, e presentavo fondamentalmente questo studio, dice no, perché ci servono 8 milioni che devono arrivare, cioè, quindi anche i francesi hanno aperto questa strategia europea di open borders, no? Frontiere aperte. Dopo si è visto che, vabbè, tutti i problemi che sappiamo, insomma, non è che, no, basta girare, e alla fine non sono arrivati i dottori ingegneri, è arrivato altro, e no, spacco, vabbè, comunque. Sicuramente però c'è una fascia di gente che lavora, chi si è inserita benissimo, soprattutto chi viene dall'Est Europa, ad esempio, sono tantissime, conosco bravissime persone, sono integrate, veramente averne così, no? Anche dal Sud America, Sì. anche da altri paesi, non è che tutti, però diciamo che ci sono dei paesi, secondo me, se andiamo a fare la statistica, che hanno dei tassi diversi, ad esempio le comunità cinesi lavorano bravissimi, insomma, integrati benissimo. Detto questo, però, noi abbiamo comunque un tema, no? Perché non facciamo figli in Europa, e quindi diciamo che la linea progressista è quella di dire continuiamo a far entrare i flussi. Se noi però questi lavori, cioè una marea di lavori che può essere sostituita dai robot, ok, non lo dico io, ma tecnicamente il tasso di crescita di competenza del robot umanoide come una curva, come la I, no? Nel giro di aumenta sempre di più. Quindi noi alla fine potremmo veramente, come sta facendo il Giappone, non generalmente dobbiamo far entrare milioni di flussi. Alla fine, se noi puntassimo molto di più su questo tema le aziende non hanno più questo bisogno di manodopera, anche per tenere basso il costo del lavoro. Ok? E perché viene sostituito dai robot. Quindi noi, a differenza di altri paesi che magari hanno milioni, cioè per noi forse la strategia che ci può salvare è proprio quella dei robot. Che tu alla fine non hai più bisogno di, non so, tot persone ogni anno, ma anche se e quelli che ci sono che lavorano sono pagati bene, quindi stanno bene, si lavora, no? E sei anche ai vertici della tecnologia, perché la sfida è i paesi che vincono, Antonino, su quelli che hanno puntato sulla tecnologia. Infatti. So che questo discorso qua, Antonino, cioè, se lo fai non so, impazziscono da alcune persone se tu gli fai questo discorso qua, no? Cioè, che dici, ma in fabbrica mancano le persone, mandiamo i robot, no? O anche crea ansia, no, toglieranno i posti, ma non siamo luddisti, cioè non è che ci sarà quello che poi controlla i robot, capito com'è? Come con internet, no? Perché... Sì, ma poi nasceranno tanti altri mestieri, per esempio, Scusami. ora come ora istruire i robot è un mestiere e viene anche ben pagato. Sì, ma poi Antonino, scusami, allora prima si faceva tutta a carta, no? Alla fine, abbiamo i computer, mica la gente non sta per eliminare, cioè, capito, no? Si usa Excel, si usa, adesso le cose le fa l'intelligenza artificiale, però nasceranno il lavoro, ci sarà magari più tempo per la creatività, però non è che, cioè, alla fine c'è un limite sociale. So che questo discorso, ripeto, fa impazzire, però c'è un limite, se no, che una società può tollerare per determinati flussi. Oltre un certo limite, la società cambia completamente e non sai poi come gestisci. Cioè, anche se vuoi italianizzare, nel senso che, no, rispetto delle regole, delle leggi, delle cose, cioè tu poi ogni tot anno puoi entrare tot persone che, no, entrano nella cultura, nel coso, nel rispetto, ma se tu vai a entrare, cioè, se vediamo un dato, l'anno scorso in Europa sono nati circa 4 milioni di bambini. Unione Europea. Se consideriamo tutta Europa, 6 milioni di bambini. Se consideriamo tutta l'Africa, sono nati 46 milioni di bambini. Allora,
ripeto, cioè, non è che, se tu fai venire ogni anno anche un 10, 15, 20%, diventi, no? Il Nord Africa diventa Italia. È un dato oggettivo, demografico, tecnico, statistico, cioè non sto dicendo cose, basta fare dei grafici incrociali, uno se li può andare a fare con GPT, dice mi fai un grafico? Capito Antonino? Quindi non sto dicendo, sto dicendo che però potremmo sfruttare la tecnologia per comunque essere al passo con gli altri paesi. Perché la Cina ormai è partita, gli Stati Uniti sono partiti, quindi l'Europa deve capire che vuole fare da grande. Magari un po' meno guerra, un po' più investimenti in tecnologia, no? Forse potrebbe essere una roba di buon senso, no? Perché poi dici queste cose, ti etichettano come, no, sei un figlio russo. Ho visto il robot russo, adesso sto facendo un po' di Antonino, se uno va a vedere questo Idol, ahimè, il robot russo è stato un fallimento. Anzi, adesso lo stanno prendendo in giro con un sacco di meme. Insomma, è entrato, hanno presentato sto in pompa magna, il primo robot russo umanoide, effettivamente ha traballato, poi è cascato. Sembrava un robot che aveva bevuto la vodka. Diciamo che insomma, la Russia non è famosa per la tecnologia, è forte sulla cosa militare, sì, però ripeto, la sfida è comunque sulla tecnologia, cioè non possiamo dirci cioè qua la sfida, cioè noi siamo veramente, cioè sul dibattito politico-culturale in Italia siamo veramente fuori di testa, cioè gli altri paesi stanno parlando di robot umanoidi, no? E noi parliamo della patrimoniale, cioè riesce fuori Prodi, cioè, è un'opinione personale, ripeto, ma cioè, riesce fuori Prodi, no? Perché quando ero bambino appunto, c'era guarda, Prodi, no? Cioè ero bambino c'era Prodi, no? Ha voglia. Riesce fuori Prodi, dice no, dobbiamo fare la patrimoniale, che poi alla fine no, se tu fai effettivamente, io sono sicuro che se tu fai la patrimoniale in Italia, per come siamo poi bravi a scrivere leggi, noi alla fine la patrimoniale la facciamo al pensionato e quello che prende 2.000 euro di stipendio. Ci metto la firma, cioè alla fine qua patrimoniale la becca chi c'ha la prima casa, scommettiamo? Guarda, su questo sarebbe da lasciare, so che ho fatto i macelli in commissione finanze perché non facessimo la patrimoniale, no? Perché c'è tutta roba del catasto, tutta sta roba qua, ma io sono sicuro che se uno lasciasse libero, dice ok, fate la patrimoniale, sono sicuro che andrebbero a beccare la prima casa, ma sicuro? Sicuro 100%, ci puoi mettere la firma. Cioè, qua non è un discorso centrodestra, centrosinistra, è che se tu lasci il libero arbitrio alle burocrazie, e poi dici no, incameriamo, facciamo. Quindi tu devi dare una linea politica chiara, no? Di che paese vuoi. Ragazzi, ma anche il messaggio, no? Ti chiedo 10 secondi di pausa e torniamo subito, Antonio. Yes. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Simone. Allora, caro Antonio, per andare a concludere, che cosa ci dobbiamo aspettare in questo settore e poi che cosa tenere d'occhio questa settimana? Allora, Antonino, questo è iniziata la grande sfida. Quindi da qua ai prossimi mesi si parlerà solo, in Italia arriva sempre un po' dopo, no? Come quando è il Covid, parleremo solo di robot umanoidi, perché la nuova rivoluzione è arrivata. Sta roba qua porta... Allora, già vedere, a meno che poi non sia una ciofeca, cioè che questi robot non funzionano, però per come li stanno presentando potrebbe essere veramente una rivoluzione anche sotto il profilo, ad esempio, delle cure, dell'aiuto medico, insomma, è da assolutamente tenere in osservazione. Mentre per quanto riguarda temi da tenere sotto controllo, secondo me geopoliticamente, ti dico la verità, bisogna capire che succederà tra Stati Uniti e Venezuela. Questa è un'altra partita importante di inizio 2026. Sono convinto, Maduro è molto silente, ma sono convinto che ci sia una ribellione della società civile venezuelana e forse questa dittatura potrebbe avere anche i giorni contati. Ne abbiamo parlato infatti lunedì qui in trasmissione. Speriamo, perché naturalmente
Questo cambierebbe molto le regole del gioco in America Latina e rappresenterebbe qualcosa di importante, soprattutto la libertà per un popolo intero. Antonio, allora, io ti ringrazio molto del tuo tempo, come sempre, e ci ritroviamo il 19 di novembre. Alla prossima, Antonino, e una buona serata a tutti gli amici di Radio Libertà. Grazie a te. Adesso sigla e ci ascoltiamo Iarea, la mela di Odessa del 75. A tra poco. Avete ascoltato Conto Corrente. It's a crime. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Simone, era il 1975, questo è l'album Crack degli Area, la mela di Odessa 1920. Perché? Perché adesso noi abbiamo come ospite il professor Giorgio Cella della Fondazione Medor e con lui abbiamo fatto un po' il punto della situazione su quello che sta accadendo nel Medio Oriente e segnatamente in Ucraina con la guerra e vedete anche con gli ultimi sviluppi militari che sono avvenuti. E allora io direi che possiamo dare la parola al professor Giorgio Cella che torna gradito ospite in trasmissione e sentiamo un po' che cosa ha da dire su questo intricato momento tra Kiev e Gerusalemme. Andate pure ragazzi. E allora il mio gradito ospite di questa sera è anche un gradito ritorno perché il professor Giorgio Cella, che è un analista di politica internazionale per la Fondazione Medor, ma è anche, e qualcuno di voi lo ricorderà, scusate il colpo di tosse, è anche autore di Storia geopolitica della crisi ucraina e io questa sera ho chiesto al professore di essere dei nostri perché vorrei fare un pochettino il punto della situazione, intanto sul Medio Oriente, diciamo così, su proprio il bacino orientale del Mediterraneo, quello che sta succedendo tra Israele, Gaza, accordi di Abramo e così via. E poi nel caso, se ci sarà tempo, diamo anche un'occhiata alla situazione in Ucraina, dove mi sembra che si stia andando verso una vittoria di Pirro dei russi, ma questo ce lo dirà il professor Cella. Intanto, professore, allora, bentornato e grazie. Questo Medio Oriente è sempre più irrequieto, però questi accordi di Abramo piano piano sembrano ingranare, sembrano vedere, diciamo così, l'ingresso di nuove nazioni. Diciamo che dal tutto buio c'è uno spiraglio di luce? Salve innanzitutto e grazie per l'invito. Sì, diciamo che ricordiamo a chi ci segue che la questione degli accordi di Abramo è uno dei punti fondamentali per comprendere tutto ciò che è successo dal 7 ottobre 2023 ad oggi. Lo sconvolgimento della situazione in Medio Oriente con ovviamente decenni di storia di sangue, no, tra Israele e i palestinesi, una situazione come tutti sappiamo sì. Irrisolta, no? È difficile anche, no, trovare un capro espiatorio per no, vedere colpe in questa storia decennale che
si trascina praticamente, no, da decenni per l'appunto, ma ha avuto un'impennata, un'accelerata di violenza bellica incredibile, come abbiamo visto con gli attacchi del 7 ottobre e poi tutto quello che è successo in questi 2 anni con questa guerra molto pesante a Gaza e tra Israele ovviamente, Hamas e tutto quello che abbiamo visto, il dramma umanitario che ne è conseguito, ha come questione di fondo sicuramente anche la questione, l'invettiva degli accordi di Abramo. Accordi di Abramo che per l'appunto l'Iran e i suoi proxies al tempo non volevano vedere, non volevano assolutamente vedere implementati, non volevano un successo degli accordi di Abramo. Quindi tanto ecco, incominciamo a inquadrare anche quello che è successo nel 7 ottobre tenendo in mente questi patti di Abramo. Patti di Abramo che, ricordiamolo anche questo, giusto per fare un minimo di cronaca storica recente, furono avviati dalla prima amministrazione Trump con il supporto e il pesante coinvolgimento di Jared Kushner, che è il genero del presidente degli Stati Uniti, che anche lui, no, per l'appunto singolarmente aveva aiutato, aveva assistito l'amministrazione anche in quanto consigliere speciale della Casa Bianca a ricamare, a costruire in una sua anche personale relazione con Mohammed bin Salman, che è l'attuale riferimento principale della monarchia saudita e artefice di tutto un nuovo Medio Oriente. Figura anche questa imprescindibile quando si vuole comprendere le nuove dinamiche mediorientali. Dopo 2 anni di guerra come siamo messi? Siamo messi che ovviamente ci sono ben altre questioni adesso che riguardano la più imminente fase di tregua a Gaza, anche questa portata dall'amministrazione Trump 2 in questo caso, e sotto giacciono un po', diciamo, in sonno questi patti di Abramo che però, come ha accennato lei nella sua domanda d'apertura, non sono morti perché ci sono ancora delle interlocuzioni importanti tra gli Stati Uniti, tutta l'area del Golfo e l'Arabia Saudita, e recentemente abbiamo visto financo l'entrata o quantomeno la volontà di aderire agli accordi di Abramo da parte del Kazakistan. Quindi questo sarebbe un qualcosa di importante che arricchisce anche la trama di accordi e di legami geopolitici che i patti di Abramo vogliono stabilire in Medio Oriente e oltre, evidentemente, no? Perché qui siamo in area centro, in area dell'Asia centrale, no? Sì. Però, professore, ecco, io sto pensando anche a un'intervista che Re Abdallah di Giordania ha rilasciato la settimana scorsa a Panorama, che è uno dei più famosi programmi di inchiesta della BBC. E lui ha detto questa cosa qua, che mi sembra un pochettino mettere le manine avanti e, diciamo, essere un po' paravento per riguardo al Regal Rango di Re Abdallah di Giordania. Cioè lui ha detto sì, va bene, noi siamo pronti a partecipare a questa forza internazionale prevista dalla fase 2 del piano Trump, però il punto è che noi non siamo qui per il peace enforcing, ma per il peacekeeping. Traduzione: ci vuole qualcuno che prima se la vede con Hamas, dopodiché veniamo noi e addestriamo i poliziotti.
Allora mi sembra abbastanza evidente che qui siamo ancora alla ricerca di quello che deve fare il lavoro sporco e mi sembra anche che il sottotesto sia chiaro. Prima Israele elimina dalla faccia della terra Hamas e gli chiude i tunnel e dopo allora possiamo parlare di forza di interposizione, ma di questo passo non ci arriviamo più. Allora, due cose importanti. L'amministrazione Trump credo che abbia istituito una sorta di modus operandi, forse ora solo sul piano teorico, nel volere mettere al lavoro, per così dire, determinati stati per la ricostruzione e per tutta l'amministrazione e il monitoraggio della tregua, sia a Gaza che in Ucraina. Faccio questo parallelo spostandomi un attimo in Ucraina, ma poi dottore ritorno subito a Gaza. Sì. Qual è il modus operandi, a mio avviso, di Trump? Ha in Ucraina, in un bramato, ma ancora non vedibile all'orizzonte, tregua in Ucraina, vorrà i paesi europei dell'Unione Europea che gestiscano in qualche modo la situazione in quella che sarà la futura Ucraina, di cui non sappiamo ancora nulla, perché in Ucraina siamo ancora lontani da una tregua, quindi figuriamoci da un trattato di pace o un accordo finale, no? Quindi, e la stessa cosa lui vuole fare in un'analogia ovviamente contestualmente diversa sul piano regionale del Medio Oriente con gli stati arabi. Poi ovviamente è difficile dire adesso quali, ma vuole gli stati, probabilmente qualcosa del Golfo, anche gli stati arabi, anche l'Egitto, forse la Giordania, sul campo per gestire una situazione a Gaza che sarà comunque assolutamente complicata. Sarà sicuramente complicata per una questione fondamentale, che è il futuro di Hamas. Se si vanno a leggere i punti stilati nell'accordo di tregua, che è stato, diciamolo comunque, un semi-capolavoro, poi da parte della diplomazia americana, che ha tra l'altro fatto vedere come ancora superpotenza mondiale nell'orchestrare un cambio trasformativo degli equilibri regionali mediorientali così repentini, così veloci, no? Veramente una potenza diplomatica evidente. In questi punti ci sono due elementi, due fattori, due questioni iniziali che sono deradicalizzazione e quindi disarmo e ricostruzione. Quindi vede che queste due questioni di Hamas e sul futuro della striscia e su chi lo amministrerà sono intrinsecamente collegate l'un l'altra. Se Hamas disarmerà è un qualcosa che non posso sapere io, non può sapere lei, e forse non lo sanno neanche appieno gli attori coinvolti in questa situazionaccia, perché sul futuro di Hamas non è ancora chiaro quello che succederà. Hanno intenzione di disarmare? Si rivestiranno in nuove forme, in nuove vesti, forse politiche, amministrative? Difficile credere che Hamas abbandoni la lotta armata così di colpo, però questi sono i precetti e i principi che rendono, che sono inseriti nel piano di tregua di Trump. Poi che il lavoro sporco, come dice lei, dipende tutto dall'implementazione dell'aderenza a questi punti che la diplomazia internazionale, non solo occidentale, quindi americana, ma congiunta con le varie diplomazie e le cancellerie dei paesi arabo-musulmani, hanno elaborato per la tregua a Gaza. Quindi certo che tutti ambiscono ad andare ad amministrare la fase del peacekeeping o peace building dopo che la questione Hamas sia
in qualche modo risolta. Grazie. Certo, tra l'altro potrebbe anche esserci la nostra diplomazia, la nostra forza, la nostra proiezione italiana in quanto potenza regionale anche mediterranea, che potrebbe con le proprie forze armate e carabinieri che sono abilissimi e rinomati in tutto il mondo per la gestione delle situazioni di peacekeeping, essere in un futuro impiegati a Gaza. Quindi ecco, rimane diciamo di fondo la questione per l'appunto del futuro di Hamas da lì in poi, e tra l'altro questo, e chiudo, dipende anche da che cosa vuole fare Israele adesso, perché per adesso Israele sta comunque più o meno mantenendo la tregua in piedi, diciamo, non sta, ci sono state sì delle reazioni militari varie, però per ora sembra voler mantenere in piedi la tregua. Se ricominceranno le repressioni militari di Hamas nella striscia, ovviamente qui si parlerebbe di uno sgretolamento della tregua e di tutto un altro discorso. Beh, bisogna anche vedere che cosa vorranno fare gli amichetti di Hamas, cioè gli iraniani, regime del quale peraltro non si parla più per ora, ma sappiamo che sta attraversando una fase di estrema crisi con delle proteste non da poco da parte della popolazione. C'è il problema dell'acqua, cioè questi hanno le dighe vuote, hanno veramente un problema, dico io, di sopravvivenza. Ma questo regime può cadere nel giro di un anno? E vabbè, scommettere sulla caduta dei regimi, dottore, diciamo, un esercizio piuttosto rischioso, no? Dice lei è meglio Abbiamo visto. scommettere sui cavalli, va. No, io non scommetto su nulla, però Ecco. se dovessi scegliere forse scommetterei sui cavalli, diciamo. No, detto questo, si ricorda anche sulla Russia quante volte si è detto Sì, crollerà sì. dall'inizio della cosa, quindi i regimi così poi interconnessi tra loro e con tutto un nuovo fronte, no? Mi riferisco ovviamente ai BRICS, che in qualche modo danno una sponda a questi regimi che magari solamente 15-20 anni fa non avrebbero potuto avere, non avrebbero potuto godere di queste sponde economiche, logistiche, anche militari, no? Quindi è più difficile oggi che i regimi crollino in maniera così repentina. Detto ciò, tutto può essere. La storia è ricca e intrinsecamente piena di sorprese, perché così è la natura umana. Quindi, ed è vero quello che dice lei, l'Iran è messo malissimo, l'Iran è messo male diciamo, su un piano sicuramente economico, anche logistico, no? Di amministrazione delle cose della res pubblica, no? Lei ha parlato dell'acqua. Sì. Ecco, ci sono questi problemi, oltre alla geopolitica, come si dice, o poi, vabbè, un termine un po' abusato, no? A volte usato in modi impropri, comunque. Diciamo che oltre alle questioni, no, politico-militari, di cui l'Iran ovviamente l'Iran è coinvolto pesantemente in molte cose, anche sui confini, no, all'interno dell'area del Mar Caspio, eccetera, oltre che nella lotta con Israele, ha sicuramente tutta questa serie di problematiche interne e di una popolazione molto giovane che dà segni di intolleranza e di fatica nel vivere sotto questa teocrazia iraniana che sembra proprio con rispetto alla popolazione sembra sempre più anacronisti, no? Anche negli ultimi giorni ci sono state delle condanne a morte di giovani, no? Veramente atroci, di cui però ecco, non creano quei moti popolari, no, di protesta che in Occidente vi sono per altre situazioni, però lì vabbè, va tutto bene così. Comunque certo la situazione dell'Iran oggi dopo i colpi infertili dagli Stati Uniti con i bombardamenti negli impianti nucleari e anche le azioni militari di Israele, eccetera, e tutti i proxies, se non smantellati, pesantemente indeboliti dai colpi infertili da Israele in questi 2 anni, si trova in situazione ovviamente critica. Però, ripeto,
dalla crisi al crollo per i regimi in questa prima parte del XXI secolo ce ne passa. Ecco, lo dico con, diciamo, con un atteggiamento realista, no? Ecco. Certo. Professore, senta, prima di passare all'Ucraina, un'ultima cosa. A ottobre del 2026, se mal non ricordo, in Israele si vota. Questo può cambiare, diciamo così, il tavolo da gioco? Scusi, non ho sentito benissimo la domanda, può ripetere? A ottobre 2026, se mal non ricordo, in Israele si vota. Questo può cambiare uno dei partecipanti al tavolo da gioco? Può cambiare l'atteggiamento di Gerusalemme? Può cambiarlo, cioè, allora, diciamo che se non ci fosse più la personalità a tratti anche ingombrante di Netanyahu, e lì comunque si andrebbe, no, in considerazioni che riguardano la persona del leader. Sì, potrebbe forse cambiare qualcosa in termini di qualche apertura in più, però non è che è solo Netanyahu, cioè tutta una parte della società israeliana e della politica israeliana, pensiamo ai due capostipiti dell'oltranzismo religioso, no? Di Ben Gvir, ad esempio, Sì. i due ministri Ben Gvir e Bezalel Smotrich, che non è che, voglio dire, sono lì e rappresentano solo se stessi, ma lo stesso Likud si è un po' spostato, no? Anche Netanyahu si è un po' spostato verso quel fronte, quindi sì, può esserci un qualche, se Netanyahu non fosse rieletto, no? Permettiamo tutti i se, facciamo tutte le possibili ipotesi, ci potrebbe essere forse qualche, diciamo, qualche diversa sfumatura riguardo lo Stato di Palestina, forse, no? Ecco, una statualità di fondo che ancora manca, che è uno dei punti però fondamentali, no? Che Netanyahu si è detto contrario, lui l'ha detto molte volte, chiaramente contrario alla nascita di uno Stato palestinese. Quindi la sua posizione è forse un po' più smussata, ma non dista tantissimo da quelle dei due ministri che ho appena citato. Detto ciò, se ci dovesse essere una nuova figura, credo per l'appunto sempre in un'ottica realista, che ci potrebbero essere qualche sfumatura sugli atteggiamenti da tenere nei confronti di una futura statualità palestinese, ma non cambierebbe di fondo la posizione e l'impostazione strategica e politico-militare di Israele. Sinceramente, in questo stadio, no, dove siamo di grande incertezza di fondo. Senta, passando all'Ucraina, nel Donbass ormai gli ucraini forse combattono più per fare onore alla loro patria che non per altro. È una macchina bellica quella russa, lenta ma inesorabile. Alla fine il loro sistema è sempre quello del rullo compressore. 4 anni per prendersi il Donbass. Mi domando se facciano davvero paura, così come si dice in giro, tanto per cominciare. La seconda domanda che mi pongo è: una volta preso il Donbass, Putin può fermarsi, ma sarà stata una vittoria di Pirro in ogni caso? Si può parlare di vittoria di Pirro? Allora, diciamo che la situazione, come l'ha giustamente delineata lei, è assolutamente di una guerra, quella di una guerra che giunge quasi al 4º anno. Ricordo a chi ci sente che la prima guerra mondiale durò per l'appunto 4 anni, quindi siamo davvero davanti a una situazione quasi aporia, no? Di mancanza di una prospettiva chiara. E siamo tra l'altro in uno stalemate militare, in un pantano completo dove certamente i russi però stanno avanzando, come ha detto lei, è un rullo compressore che va avanti piano, con perdite militari e finanziarie molto sostenute, però evidentemente il regime è pronto
a sostenere questi sacrifici. Per quanto? Questa è una bella domanda a cui nessuno può rispondere chiaramente. Certamente ci sono delle frizioni anche sul piano economico, finanziario della Russia, però per ora credo che possano ancora andare avanti. Fanno paura, lei ha detto. Beh, sul piano militare certamente hanno avuto delle grandi falle che si sono palesate in questi anni di guerra, però allo stesso tempo comunque stanno andando avanti e hanno sotto il loro controllo militare gran parte del Donbass e poi anche delle altre due aree delle altre due regioni contese in Ucraina, di Kherson e Zaporizhzhia. Forse più paura i russi la fanno sul piano della forza di deterrenza non convenzionale. Abbiamo visto l'ultimo test del missile Burevestnik che ho sentito proprio pochi giorni fa anche in un'analisi di Gianluca Di Feo della Repubblica definire come una rivoluzione, no? In campo militare e di deterrenza nucleare, in quanto è un'arma a propulsione nucleare però contenuta in un missile di dimensioni molto ridotte, qualcosa che non era mai stato visto finora in termini militari. Quindi il problema qui poi è della questione di una acquiescenza o forse di una impotenza della diplomazia internazionale. Cioè, che cosa sta facendo realmente Trump? Sì, ci ha provato, ok, però finora non siamo giunti, ripeto, neanche a una tregua, cioè neanche a discutere la tregua, anche perché i russi sostengono che loro vogliono arrivare a una pace complessiva, olistica, finale, senza passare per la tregua. Non capisco esattamente come possa essere, però insomma, e sembra che Trump tra l'altro si sia in qualche modo accodato, come spesso fa, a questa impostazione di Putin che non prevede una tregua imminente. Dire come va a finire, purtroppo, anche in mancanza di una sistemazione diplomatica in qualche modo abbozzata, accennata, è difficile. Sullo sfondo di questo c'è anche la questione della Cina, che come sappiamo fornisce supporto multidimensionale alla Russia e che per ora però non si è esposta più di tanto in modo assertivo per trovare una ricomposizione a questo conflitto, che è veramente un imbuto un vortice di morte che in qualche momento dovrà essere fermato, comunque si spera, ovviamente. Senta, è una situazione molto da 1917-18. Verrebbe da chiedere, può succedere appunto come successe per esempio in Germania, dove collassò il fronte interno, venne proclamata la Repubblica dopo l'ammutinamento dei marinai della Hochseeflotte a Kiel e il Kaiser dovette scappare e di conseguenza la Germania sedette al tavolo dell'armistizio. Può collassare il fronte interno in Ucraina dopo tutto questo tempo? Anche qui mi testa nelle mie capacità predittive. Insomma, non lo so, perché anche qui c'è una situazione abbastanza particolare in Ucraina, perché come è noto in Ucraina anche sul piano costituzionale c'è la impossibilità di tenere elezioni fin quando c'è la martial law, no? Lo stato Certo. ecco. Quindi Zelensky, diciamo, pone davanti a sé, alla situazione in cui è costretto a operare,
la questione per l'appunto della legge marziale che impedisce nuove elezioni. E tra l'altro questo credo che vada anche avanti per il 2026, quindi non lo so, io per adesso non vedo degli scossoni tali possibili che disarcionino Zelensky dal potere. Certo che anche lui dovrà poi fare i conti quando si arriverà auspicabilmente a un trattato di pace o a una tregua al fronte interno che ha varie frange più, diciamo, nazionaliste, oltranziste, quindi si trova in una situazione ovviamente di difficoltà e di incertezza sia per l'Ucraina, sia per il suo stato che combatte una guerra esistenziale, no? Perché lì c'è proprio di mezzo il territorio, lo Stato, eccetera, e allo stesso tempo, dall'altro lato, pure la Russia paradossalmente sta combattendo una guerra esistenziale, perché la Russia senza l'impero, no? Dal loro punto di vista, senza l'impero non sussiste, e dall'altro lato anche l'Ucraina ovviamente combatte una guerra esistenziale proprio su un piano meramente statuale e di integrità territoriale. Quello che inizialmente, quantomeno un po' di mesi fa, volevano spingere l'Ucraina a fare era proprio il test elettorale. Questo lo voleva fare chi? Trump, Putin soprattutto, ma anche con una, diciamo, una volontà in questo senso anche da parte di Trump, cioè mettere Zelensky all'angolo, facendo andare il paese a nuove elezioni. Tra l'altro, e qui Zelensky si giocherebbe ovviamente tutto, però da animale politico, no, tra virgolette, che è Zelensky, potrebbe anche stupirli, no, con una riconferma del consenso elettorale a suo favore. Però ovviamente qui, come ho detto, lei mi spinge verso predizioni future che cui posso addentrarmi fino a un certo punto, ecco. E allora aspettiamo gli sviluppi e vedremo che cosa succederà. Professore, grazie del suo tempo. Grazie a lei, dottor Danna, a presto, arrivederci. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Dark and dreary night, seems like night.
won't you please understand, believe in me? So ring, why don't you give me a call? Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Simone, le 19:39 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, il track time in mezzo ai fatti. E adesso, signore e signori, apriamo il telefono allo 0292947222. Pronto, chi è là? Buonasera signor Tonino Lisetta. Visto che me ne intendo un pochino di storia, vorrei aggiungere qualcos'altro a quello che ha detto il professore. Prego. Allora, perché lei non si offenda però, mettiamolo tra parentesi, perché mi sa che si offende. Perché Putin è avvantaggiato, signor Tonino? Allora, ormai secondo me dovrebbe essere chiaro a Trump che l'approccio da mercante non collima con quello della scuola di Putin e Lavrov. Diplomazia e conflitto sono due facce del Giano bifronte, dico io, delle relazioni internazionali di ogni tempo. E allora un errore tattico pensare che i rapporti tra stati, tra leader più o meno soli al comando, possono funzionare con le stesse tecniche commerciali. Lo sanno benissimo esperti di trattative, mi sembra, economiche e finanziarie tra stati, manager di medie e grandi imprese e persino moltissimi imprenditori nostrani. E allora tra i due quindi Putin è avvantaggiato. Trump secondo me semplifica tutto ad uso consumo della sua constituency, il fedelissimo popolo trumpiano. Putin secondo me attinge da metodi derivati da una cultura complessa occidentale, bizantina e slava, psicologicamente articolata, evoluta poi mi sembra nell'humus di intelligence della guerra fredda, ben conosciuta da esperti e diplomatici di lungo corso cresciuti negli USA, ma dei quali Trump diffida o li disprezza. E allora Putin a casa sua non deve semplificare, tace, fa propaganda o al più simula e dissimula, glielo consente il suo elettorato, in parte assegnato ad una fragile, dico io, stabilità che rimane per gran parte dei russi. Pur sempre meglio di quella instabilità e crisi economica, di immagine e di orgoglio che consumò drammaticamente la gelida primavera, sempre dico io, di perestroika e glasnost di Gorbaciov, il sonno del perennemente alticcio Yeltsin, poi generò nuovi mostri post-sovietici. Il resto, signor Tonino, è storia non più solo dei russi, ma anche del resto dell'Europa, ovvero storia quotidiana degli europei. Io la saluto con questo e una buona serata anche a lei. Grazie a lei, cara Lisetta, però sono due sistemi che non si possono paragonare. Un conto era l'economia pianificata sovietica e comunque un sistema ormai mummificato, e un altro è la democratura putiniana. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, vai pure. Bonsoir à tout le monde, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bien, ladies and gentlemen, Zoom, il live time in mezzo ai fatti con te Antonino Danna sulle frequenze magiche di Radio Libertà da Talk Radio. Dunque, il punto di Michele Caruso. Scintille alla Camera sull'educazione sessuale a scuola in occasione della discussione generale Tocur in aula sul DDL disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico. Il provvedimento non vieta l'educazione sessuale, che è già previsto nelle indicazioni nazionali, ma quello che vietiamo sono le distorsioni ideologiche care alla sinistra. Grazie a questa legge fortemente voluta dalla Lega non potranno più entrare a scuola attivisti ideologizzati, ribadisco, trans, LGBT, lesbo, gay, bisex, trans, drag queen, pornoattori privi di competenze pedagogiche, per parlare a bambini e ragazzi di fluidità di genere, di utero in affitto e di confusione sessuale, ha spiegato Rossano Sasso, deputato della Lega in primis e relatore del DDL medesimo. Il Carroccio ha presentato un emendamento all'articolo 1 del testo sul consenso informato in cui la formulazione originaria della scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado venga sostituita con quella in cui si legge per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Non siamo quelli che vogliono vietare che in classe si parli di affetto e rispetto, appunto
Felizzato Sasso, che parla di una strumentalizzazione in atto, lontano da ogni hubris. Il riferimento, è alle critiche espresse dall'opposizione, che ha bollato come irricevibile il disegno di legge nel corso di un convegno dedicato proprio all'educazione sessuo-affettiva nelle scuole di primo grado. In conclusione, per la deputata di Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Piccolotti, il DDL è una misura di tipo oscurantista e puramente ideologica, leghista, di estrema destra, oscurantista e ideologico, ripeto, a giudizio della deputata Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, il testo è stato scritto per gli studenti e le studentesse ma senza parlare con loro e il loro consenso, cita invece moltissimi punti di criticità la capogruppo del PD di Commissione Cultura Irene Manzi. E allora io ti chiedo, non credi che ci sia un po' di limite alla libertà in questo? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Grazie a te. No, non credo. Con questo noi chiudiamo la nostra serata, ci diamo appuntamento a domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con Le Orme, figure di cartone nel 1972, grazie per essere stati con noi. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. In un mondo strano tutto tuo, fatto di figure di cartone e di tante bambole di stoffa, vivi tu. Vivi chiusa in quelle quattro mura, non ricordi chi ti ci ha portato e conosci solo chi ora gioca con te. Tu non hai le ansie del futuro, per te il tempo non ha più valore. Ciò che hai fatto ieri tu domani rifarai. E nei tuoi sogni parli con gli angeli. In un cerchio chiuso di pazzia hai perduto la tua giovinezza, come un fiore tolto dal suo ramo a primavera.